Guarda che spettacolo! Emi, dai, vai, andiamo! Buongiorno Italia! Sti che scorese versi, non assustami. Le sta il CP? Però, guarda che bene che sta a cucciala. Sto discorso è un po' come la vita. Sto cava e metti, sto desfa e risbriga, là, e desbriga. Perché, vedi, è il continuo cambiamento, l'adattarsi alle situazioni, il non fossilizzarsi sempre su un'unica cosa. Un po' come questo canale, no? Che è nato come Life all'inizio quando ero con Scarosso e poi ha capito che la vita non può essere solo quello, sarebbe un sacrilegio estremo nei confronti di questa grazia divina, se mi è consentito questo romantico termine, che ci è stata concessa, ossia il tempo della vita. Okay? Il tempo della vita va consumato anche con gli amici, con la filosofia, con gli animali, con le biciclette, con le moto, con le passeggiate, con tante altre cose che vanno al di fuori della van life, o meglio con tante altre cose che vanno al di fuori della monotonia di una vita che ti sei prefissato, ok? Nella serie ciò ovviamente vale anche se questo canale avesse trattato non so solo di giri in bicicletta o solo di filosofia, sarebbe stata la stessa identica cosa. Questa cosa, ragazzo, è il pepe della vita. Quindi ancora se siamo al parco, invece far a van life ti insegno a far a pevare life. Pevare life. Non ci ho ho messo spaccare il basilico. Pensa che avevo letto in un sito, perché leggi tante di quelle stronzate per quanto riguarda la medicina piuttosto che tanti altri campi della scienza e della conoscenza umana. Comunque tagliamo corto, va che è meglio. Che il basilico, aspetta, no, scusa, no, mi tocca interrompermi, sennò dopo mi incazzo e perdo tocchi. Questo premetto, perché ma non vorrei dimenticarmi il punto più importante, perché mi sono appena alzato ancora proprio a fare questo, mi sono proprio appena tirato su dal letto. Questo per dire che non devi mai fidarti di nessuno, non devi mai fidarti di quello che leggi. Se tu cerchi una cosa della serie come allontanare i cimici, faccio un esempio, devi leggerti almeno 5 fonti, perché ognuno dice a sua, e quando ognuno dice a sua tu devi fare una media, cioè quanti dicono bianco e quanti dicono nero, e dopo insomma con un po' di intelligenza e anche un po' di spirito empirico, ossia di pratica, di prove e controprove, capire chi che aveva ragione o chi si avvicinava maggiormente alla ragione. Insomma, per dire che cercando i rimedi naturali per tenere un fiato distanti sti simesi, che è una roba incredibile sto anno. Sì, i simesi sarebbero i cimici, no? Per chi che non sa il termine scientifico che identifica questa specie di insetto. E c'era il fatto del basilico. Ti assicuro che mi trovo sempre i simesi sotto, oggi no, perché ormai fa anche freddo, è quasi inverno, ma sotto le foglie del basilico, cioè è la loro tana preferita, quindi figurati quanto che va bene il basilico per allontanare i simesi. Ecco, e questo è un po' quando tu vai alla ricerca di cose per come si può dire, per risolvere certe patologie, o anche semplicemente dei cibi da mangiare per, magari, non so, faccio un esempio stupido, per non avere il reflusso, perché cazzo ne so, o per non avere allergie eccetera. Vedrai come ognuno dice sempre la sua, perché al giorno d'oggi l'importante è dir qualcosa, perché una volta il dir qualcosa, il parlare per caso, ok, il dare aria a bocca, portava una sorta di compiacimento, quindi un rilascio di dopamina, ok, causato dall'accettazione sociale di gente che ti cagava e ti diceva Beppi, senti Beppi, ascolta Beppi, cosa da dire, senti Beppi, che roba intelligente che dire. Mentre ora purtroppo tutto gira attorno ai like, tutto gira attorno alle visualizzazioni, quindi attento, troverai miliardi di siti o pagine Facebook o canali YouTube che spareranno le prime cazzate che gli passano per la testa, almeno mi sto riferendo al campo della scienza, pur
di far visualizzazioni, cioè tutti sono medici chirurgi, tutti sono allergologi, tutti sono nutrizionisti, hai capito? E dopo, con tutto il rispetto, magari uno se ne, non so, un elettricista, un'altra se una cassiera, eccetera, eccetera. Insomma, a laurea, perché al giorno d'oggi sia quasi un optional, ma hai anche ragione, perché faccia pari like, fidate che non serve la laurea. Per leggere Pasolini invece serve una laurea. Sì, non ho uscito ancora avanti con i libri e Pasolini, sì, perché mi sono perso un po' anch'io, sai, quando sei un po' stanco dal lavoro, ma stanco nel senso che non hai le energie intellettuali per affrontare certe attività, ok? Tipo leggere determinati libri e ti butti, non so, guardare i video brevi di YouTube, nonostante in questi giorni, aspetta, che butto io i Simmesi, sia uscito anche uno dei video, i social network di Singano, mi sono perso un paio di settimane a cazzeggiare anche sull'Instagram, a guardare le cazzate che pubblicano le troiette piuttosto che i stupideti qui Lamborghini noleggiati, hai capito? E tutto ciò ha distolto la mia lezione dalle sane e buone letture pasoliniane, le quali, se raccolte così letteralmente, in quanto letture, possono essere effettivamente alla portata di tutti i saboni dell'ESA, tutti le stronzaie che trovo in giro. Ma se vuoi veramente capire personaggi di spessore tipo un Pierpaolo Pasolini, non dico assolutamente che è impossibile, però insomma sono letture particolari, e qui ripeto, se vuoi veramente capire, non se vuoi essere convinto di aver capito, ok? Sono due cose molto diverse, l'essere convinti di aver capito e l'aver capito. Sono letture impegnative, ripeto, non impegnative nel senso che è brutto, sei noioso, però non puoi leggerle così leggermente e capire tutto. Hai bisogno di un cervello sveglio, di un cervello libero, attivo, e pertanto non certo un cervello reduce da una giornata di lavoro, o peggio ancora, scusate con tutto rispetto, un cervello reduce da uno standard di vita che è contornato da puttane di Instagram e TikTok. Pertanto, in sintesi, no, non sei una morale, se una sintesi, un riassunto delle mie giornate, pertanto questo libro l'ho accantonato, o meglio, si sono allungati notevolmente i tempi di lettura proprio per questo motivo qua, e me ne pento ogni volta, ma me ne pento perché io trago molto da questi libri, sento la mia vita cambiare, è un po' come che il mezzo che percorre il mondo, o in questo caso la mia mente, cambi completamente. Un po' come se vuoi paragonare la mente a una macchina, un po' come se io andassi in giro per le strade come aspetta che trovo il nome della macchina tarocca, come Y10, ok? E poi mi ritrovo a guidare le stesse strade con una Ferrari. Capirai che pure le strade cambiano, percepisci le strade in maniera completamente diversa. Così è la vita in base al modo in cui tu vuoi percorrerla, e stai attento che è una cosa molto molto importante. Poi, ripeto, io ti racconto un po' la mia, e questo è il succo del canale, il senso del canale, nel senso per dare un po' di ispirazione, per spingere la gente verso determinate, ma neanche strade, perché sarebbe sbagliato, verso determinati piani di percorrenza di questa esistenza. Però non potrò mai dirti ti consiglio i testi di Adorno, ti consiglio Nietzsche, Schopenhauer, Kant, no, perché ognuno ha la propria strada da percorrere nel proprio tempo. Ogni cosa ha il suo tempo, non deve esserci nulla di forzato. Certo, ti posso solo, forse con un po' di sensi di colpa, di arroganza, dirti attento, perché certe letture ti possono allontanare da questi, chiamiamoli piani alti, scusatemi il romanticismo che gira stamane per sta cusina e sto camper. Contemporaneamente, se non sei pronto alle letture a te necessarie, sarebbe lo spreco di un'opportunità, perché quando tu prendi in mano una chiave e pensi che non è quella corretta, giustamente
quando sarà poi ora di riaprire la porta in passato dirai ah no, quella chiave l'ho già presa, non era quella giusta, hai capito? Quindi attenzione a questo. Questo per cosa dire, credo che molti l'avranno anche intuito, che è quello che dico sempre, forse non l'ho mai detto su YouTube, è che attenzione, leggere i libri non è che la salvezza è una cosa importante, fondamentale per l'uomo, assolutamente. Leggere i libri può essere anche una cosa estremamente dannosa, perché il libro altro non è che una forma di comunicazione, un'eccellente forma di comunicazione che mette in moto varie parti del cervello, fa utilizzare l'immaginazione, l'intelligenza, l'interpretazione e via discorrendo. Però ragazzi, cosa c'entra? Cioè, chiunque può scrivere un libro. Io ho visto libri scritti dai più pietosi casi umani della storia italiana e in vendita in libreria, cioè non esiste qualcuno che vieta ste robe, hai capito? Non esiste, non so, tipo una volta case discografiche che dicevano no, sta canzone fa schifo, non posso pubblicarla per radio, quindi attenzione, non significa assolutamente nulla. Leggere un libro non vuol dire nulla di nulla. Un po' come dire guardare YouTube. Cosa guardi tu su YouTube? Ti guardi, non so, Nova Lecture piuttosto che il Galimberti che tiene su conferenze di filosofia e psicologia, o te guardi, non faccio nomi, qui che parla de Ferrari, di alberghi di lusso e dei perizomi che si mette, eccetera, eccetera, no? Ma Singano, cosa ci volevi dire? Quello che ho detto, perché non sempre la vita, le comunicazioni, tutto ciò che io dico deve essere necessariamente una frase compiuta, comprensiva di tutte le istruzioni per arrivare a un determinato punto. No, sono semplicemente degli input, come si può dire, delle specie di ispirazioni, hai capito, per tastare certi punti, per tastare certi campi della conoscenza, per incuriosirsi su certe tematiche. Eccola lì la parola corretta. Ispirare, incuriosire, hai capito? Questa è un po' la mia missione. Non se nessuno che mi dita Singano, ti vai in missione in tel pianeta Veneto? No, assolutamente no. La mia missione nel senso la una grande gratificazione che io ricaverei da questa vita nel caso in cui potessi portare una parte di popolazione, di esseri umani a seguire e a gustare questo fantastico mondo che possiamo crearci. Poi da un buon libro, o meglio dai versi, dalle ispirazioni di un buon autore, non ricavi solo esclusivamente l'ispirazione per camminare correttamente nella tua vita, ossia non ritrovi solo ed esclusivamente l'ispirazione per apprezzare i passi che fai nella tua vita, no, impari tantissime altre cose, anzi è normale che dai libri puoi imparare cose anche abbastanza tecniche, pratiche, ok? Ma per assurdo, giusto così per citare un esempio delle cose che puoi imparare dai testi, da questi grandi ispiratori che siano del presente o che fossero del passato, nel mio caso c'è stato anche il viaggiare, sai, io nella mia vita ho viaggiato tantissimo, cioè è normale, insomma, quando prendevo le ferie, prendevo l'aereo, andavo in giro, eccetera, eccetera, ok. Ma ti dico che i viaggi più profondi, i viaggi più veri, a parte, vabbè, ok, la Scozia, ma lì insomma mi ero anche trasferito, quindi non so se era proprio un viaggio, io me l'ho andato lì per trasferirmi lì perché volevo vivere all'estero, anche se forse ci stiamo collegando a quello che io volevo dire, sì, forse sì. E comunque il fatto sta che io ho imparato a gustare tantissimo i viaggi pur non muovendomi dalla sedia, leggendo i libri di Tiziano Terzani, leggendo alcuni libri dove lui entrava nell'anima non tanto dei luoghi ma dei popoli. I popoli sono coloro che, almeno per noi, essendo un animale sociale, un animale da branco, viviamo come luogo, no? E grazie a questo suo modo di entrare nel mondo ho capito quanto fossero futili e vuoti e poveri, per carità, non che facciano schifo i miei viaggi, ma comunque poveri, o quelli che vedi su Instagram, su YouTube, della gente che va a visitare le Malghette e vede la scogliera, il panorama, eccetera, tutte cose sciocche, ok? E capendo appunto quanto vuote e sciocche fossero queste cose,
sono riuscito a godere veramente immensamente di due piccoli, di cui uno veramente brevissimo, momenti di vero viaggio quando girai gli stati dei Balcani. Allora, il primo fu con i ragazzi di Belgrado, i quali conosciuti veramente, diciamo, per sbaglio, cioè ci hanno fermato loro per chiedere ma se avevamo bisogno di indicazioni, e poi insomma una cosa tira l'altra, si è andati avanti a chiacchierare, si è parlato di storia, si è parlato di politica, è stata una cosa veramente molto molto interessante, si è parlato delle loro ambizioni, dei loro interessi, e questo insomma erano ragazzi anche, passami il termine, non vorrei essere frainteso, abbastanza diversi da noi, ma diversi nel senso che comunque avevano altri valori, altre abitudini, altre usanze, ok? E questa è stata un'esperienza bellissima che appunto grazie a questi testi sono riuscito ad apprezzare veramente, perché l'altra, per quanto ti possa sembrare sciocca, i miei amici la possono capire bene, perché è una cosa che ho in qualche modo anticipato molto con i miei modi di visitare i posti o di scherzare anche sui luoghi, anche quando io dico tipico scherzando, e lì ho capito che ciò che andava inseguito era la tipicità, ossia erano le varie identità, i vari aspetti dell'essere umano, i quali sono stati distrutti da questa pericolosissima globalizzazione di massa che ci sta investendo, e pertanto provai questa, scusa se ti attiro sempre lunga, però sai, io credo che se uno parla a uno sconosciuto di certe cose, delle certe esperienze, di certe nozioni, sia un po' un parlare per il cazzo se l'altro non ha il tuo stesso background, ossia il tuo stesso bagaglio culturale, nel senso tutti i pezzetti che servono a costruire il Lego, il puzzle, hai capito? E per quello io la prendo sempre larga, perché non so con chi sto parlando, non perché considero gli altri scemi, ma se uno non conosce, non so, Belgrado, non conosce la filosofia di Terzani, faccio un esempio, eccetera eccetera, devo un attimo allungare, spiegare, fare esempi, capito? Se no non capiamo il discorso, o meglio, Tizio capisse una roba, Tony capisse un'altra, e ognuno capisse quel che capisse, io ho parlato per il cazzo, hai capito? Insomma, questo infinito interrompermi per dire che grazie a questi testi che mi hanno insegnato veramente a viaggiare, io, pensate, di tutte quei migliaia di chilometri apprezzai quando decisi, perché non fu una cosa fatta a caso, di entrare proprio in un borghetto, come non un borghetto turistico, proprio una specie di, come posso dirti, che paesini, no, de periferia, quelli paesini, passami il termine, insensati che abbiamo anche noi in Italia, con tutto rispetto. Faccio un esempio: il paese dove vivo io, Stretti di Eraclea, ok? Certo, è un paese globalizzato, perché anche lui su ristoranti, le case, con tutte le cose che hanno le case anche delle grandi città, eccetera eccetera, però per dire un paesino di quelli significanti, per strada ho voluto entrare lì, c'è un paesino di contadini, e è stata bella l'interazione di questo signore, questa interazione spontanea di questo signore che ci guardava incuriosito, che continuava a guardarci da finestra come che fai invece a noi altri qui io a qualcuno in foresta, e ti la tenda a dire chi è quella, cosa fa qua, e a un certo punto, incuriosito da me che cercavo di fotografare una lucertola, si è fatto avanti e ha detto guarda che è lì, mi ha indicato dov'era. E questa cosa ti potrà sembrare estremamente superficiale, inutile, si aspetta solo di inquadrare il soffitto, poi l'ho concentrato su altro. Però ti dico, mi ha fatto veramente apprezzare i sinceri rapporti umani e mi ha fatto vivere la vera tipicità di un mondo diverso dal nostro, dove c'era il contadino che si tagliava la legna, aveva il suo orticello, i suoi animali, non c'era la televisione, era un pezzo di vero viaggio, seppur in questo caso sia stata una cosa abbastanza fulminea di una manciata di secondi e non vi sia stato
alcun tipo di scambio culturale, se non dire guarda che barebeto è, insomma, ecco. Però vedi qual è il succo? L'aver apprezzato sta roba. Chi di voi, se incappa in una situazione del genere, riesce ad apprezzare? Direte non ha senso, questo è malato, cioè questo è matto, Dio caro, però pensati che il matto, questo è il punto dove voglio arrivare, è uno dei punti chiave di questo canale, pensa che il matto è il se gode per queste semplici cazzate, prova a immaginare il resto della vita che è fantastica. E come dico sempre ragazzo, è tutto qua. Ah, l'inverno, che bello, che bello, che bello, che bello. Tu non hai idea di quanto bene sto io, ma a te non devi interessare tanto quanto sto bene sto io, a te devi interessare quanto nella tua vita a volte ci sono delle cose che possono sembrare banali, possono sembrare insoddisfacenti, ma in realtà nella pratica, nella tangibilità delle cose sono quelle che ti rendono felice, o meglio ti fanno star bene, ti rendono contento, hai capito? È quello che il nostro sistema economico dagli anni 50 ad oggi ci ha fatto perdere, ed è una cosa importantissima. Per quello ci sentiamo sempre poveri, in crisi, perché abbiamo questi valori difficili da raggiungere che altro non sono che valori economici, valori alla fine, come posso dire, sociali imposti, no? Un po' tipo, anche faccio sempre l'esempio dei Maldive, mai dirà guida dei Maldive, ma voglio dire, ci sono posti che possono essere 1 milione di volte più belli delle Maldive. Sei tu che credi che le Maldive siano belle? Come dico sempre ragazzo, è tutto qua. Dei drammi in tele, delle lamentele, delle star in depre, del nero lutto di chi non ha niente a parte avere tutto, delle serie chiuso per la serie culto della serie chiudo e stiamo assieme punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi e sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti Eddie Murphy. Scusa non dormo sulla mia Glock 17 sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle Ventre che mi faccia star bene sempre. Con le mani sporche fa le macchie nere, ma da sole scopre come fa le streghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Soffia nelle bolle con le guance piene e disegna smorfie sulle facce serie. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Hey, ho bisogno almeno di un motivo che mi tiri sul morale, prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto, vadano a dirlo a chi ha